che bello ricominciare insieme. Eccoci, buonasera. Era dal 2019 che andavamo avanti con trasmissioni televisive, con registrazioni, con collegamenti Skype, non ne potevamo più. Volevamo vivere questa nostra esperienza. Che bello ritrovarci qui a Sesto in questa meraviglia di posto di Casa Ofelia per ospitare l'edizione, vedete, numero 18 dell'International Folk Fest, che è una bella occasione per incontrare il nostro patrimonio, il nostro orgoglio, la Sardegna, i balli, i suoni, l'abito popolare, ma è come sempre un'occasione per lanciare lo sguardo verso il mondo, per sapere cosa fanno gli altri, come vivono, come danzano, come si vestono, come cantano, qual è l'occasione di festa, insomma, dei popoli. Io sono veramente molto molto felice, anzi ho bisogno di un altro applauso bello, cioè proprio mi serve per stare in forma, grazie. Oh, bene, bene. Che bello, siete già tanti, è una bella cosa. Allora, naturalmente, come vuole insomma la tradizione, l'aspetto televisivo, la tradizione del festival ovviamente, l'aspetto televisivo ci sarà perché come vedete tutta la squadra della Videogum è pronta per registrare il tutto, poi saremo in onda sul canale 79, racconteremo a tutti i sardi questa esperienza che vivremo stasera insieme qui a Sesto. Voglio subito, prima ancora di chiamare i gruppi, di darvi, come dire, un'anticipazione, un acconto di quello che succederà attraverso la presenza delle coppie e dei gruppi, vorrei ringraziare subito l'amministrazione comunale, perché è fondamentale per l'allestimento di questo appuntamento, ma la voglio ringraziare a nome di chi? Della organizzazione, cioè della famiglia del gruppo Innuraghi di Sesto, e a loro vorrei dare veramente un abbraccio forte, un saluto, un applauso per dire che siamo tutti felici, vicini, insieme, pronti per ricominciare con l'International Folk Fest. E poi ovviamente voglio ringraziare tutte le associazioni, la Proloco, ma tutte le associazioni di volontariato, di soccorso, insomma tutti coloro che danno il proprio contributo per fare sì che insomma noi stasera siamo qui su questo palcoscenico, su questa bel luogo, bella piazza, bella piazza di Casa Ofelia. E allora vi do questo acconto, vi dico che cosa succederà. Succederà intanto che ballerà il gruppo di casa e quindi ci porterà insomma l'esperienza della comunità di Sesto, per cui vorrei avere la coppia del gruppo Innuraghi di Sesto e vorrei avere veramente tanto calore, non solo quello come dire estivo, ma tanto calore e tanti applausi per loro, per il gruppo di Sesto rappresentata da una coppia. Ho visto adesso Mario, il presidente, io ho ringraziato la Proloco e tutti, sono felice che tu sia qui con noi in prima fila. Allora, l'Associazione Culturale Folclorica Innuraghi e poi con loro entreremo subito insomma in questa dinamica internazionale con alcune come dire, incursioni in Europa partendo proprio dalla Slovacchia, quindi il gruppo, l'associazione folclorica della Slovacchia che arriva da Bratislava, il gruppo Carpati, e quindi li vorrei avere sul palco, eccoci qua, sì, che bello, senti questo applauso per la Slovacchia. Oh, e da questo luogo di cui parleremo e vedremo insomma i giovani che interpretano il ballo, i suoni così vibranti, così interessanti, andremo addirittura insomma nelle Antille, queste isole che appartengono insomma alla Francia, sono le Antille francesi, in un luogo straordinario che ha mantenuto una forte tradizione autoctona anche nella lingua creola, anche se loro parlano come lingua madre francese, ma hanno mantenuto una tradizione forte e noi la vivremo stasera con un luogo meraviglioso che si chiama Guadalupa. Eccoli qua, forte, 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 diamo il benvenuto a questa bella forma, vedrete, sentirete quanti suoni e quante danze. E poi ancora un altro luogo che ci porterà proprio dentro il loro paese, queste 4 grandi località piene di tradizioni, di abiti straordinari. Ne vedremo solo alcuni con l'associazione, un folk dance group che con una Puselinor che viene dalla città di Gilau. Insomma, sto parlando della Romania.
Eccoli qua, sventolano la loro bandiera, felici di rappresentare insomma tutti i ragazzi e le ragazze della loro associazione. Poi andremo ancora in un altro luogo meraviglioso. Io sono profondamente innamorato di questo posto dell'America meridionale dove fanno un carnevale straordinario, tante feste religiose ma anche popolari, una bella tradizione insomma sonora che vivremo stasera insieme alla Colombia. Eccoli qua, Repubblica di Colombia, viva Colombia come dicono sempre loro quando chiudono le performance. Oh, mi pare che abbiamo insomma chiuso per quanto riguarda le presentazioni, perché io poi c'ho ancora Sesto, ma questo vuol dire che farete due balli anche in chiusura e non nella presentazione iniziale. Ho iniziato proprio dicendo, rendendo grazie alla città attraverso l'amministrazione comunale, la città di Sesto. Voglio ringraziare intanto la sindaca Paola Secci, che è sempre molto vicina all'associazione Nuraghi, ma devo dire tutte le associazioni che si occupano di cultura popolare e non solo della città. Ma vorrei avere, se fosse possibile, per portare il saluto ufficiale intanto al pubblico che è qui in sala e poi ai nostri ospiti internazionali. Quindi vorrei che fosse l'assessore alla cultura, Matteo Taccori, a fare il saluto per aprire ufficialmente questa edizione numero 18 dell'International Folk Fest di Sesto. Prego, Assessore. Buonasera, che piacere ritrovarci, come si dice, dal vivo, come si diceva una volta. Sì, quest'anno finalmente ritorniamo in presenza. Ottavio prima ha ringraziato i gruppi, ha ringraziato tutti, siamo noi a dover ringraziare i gruppi, a dover ringraziare anche la popolazione che partecipa sempre al festival con molto affetto. Dobbiamo ringraziare i Nuraghi, dobbiamo ringraziare in particolare Pierpaolo e i ragazzi che curano gli abiti e che curano comunque la custodia della tradizione. E il momento di incontro del festival diventa per noi un momento di scambio culturale che è di fondamentale importanza in presenza, perché veramente solo attraverso il contatto tra le persone, tra i popoli, ci può essere quello scambio che un po' ci è mancato in questi anni. Quindi siamo felici finalmente di accogliere nuovamente il Folk Fest a Sesto. Grazie Assessore. So che l'assessore alla cultura avrà molti impegni da proporre alla città, molte belle cose che organizzerete insomma per rendere ancora più piacevole, ma nel segno sempre della conoscenza e dell'approfondimento. Quindi grazie Assessore, grazie infinite e buon lavoro per tutto quello che farete e buona festa ovviamente anche a voi. Allora, non avete salutato l'assessore però, così è più bello. Allora, che bello avere, lo ha appena detto Matteo, ha detto una cosa molto importante, ha detto che per loro è importante ritrovarsi, perché il Festival del Folklore, mi prendo solo un minuto, giuro, poi inizio, ma vi voglio dire una cosa importante. Il Festival del Folklore è vero che nasce, come dire, si sviluppa sul palcoscenico e racconta la punta dell'iceberg, cioè racconta l'aspetto più spettacolare. Dietro ognuna di queste associazioni c'è una passione, c'è una vita dedicata a queste esperienze della cultura popolare. Ma c'è una cosa che è importante, è che il nostro festival, nel nostro piccolo, rende, come dire, più vicino il mondo. È il festival della fratellanza, dell'amicizia fra i popoli. In queste occasioni nascono davvero quei sentimenti di amicizia forti, quelle occasioni di incontro sono indispensabili. Io addirittura pensate che proprio qui a Sesto, ve lo dico perché insomma molti lo sanno, ma per me è una delle cose più belle della mia vita, nell'edizione del 2019 proprio per questo incontro ho incontrato la guida di Taiwan, che ora è diventata mia moglie, quindi è veramente un'occasione, come dire, per vivere la passione più pura, credetemi. Quindi il festival non guardatelo soltanto come uno spettacolo, ma guardatelo proprio come esperienza di vita per ciascuno di questi ragazzi e ragazze che vengono, che conoscono un nuovo mondo e a loro con orgoglio presentano la propria tradizione. Quindi grazie, ancora grazie per essere qui stasera. Allora Sesto, se vuoi cominciare ad uscire, così loro ti seguono, ti segue la Slovacchia, ti segue la Guadalupe e ti segue la Romania
Non so cosa ci porteranno stasera nelle danze e la Colombia. Ci siete ragazze? Volete salire sul palco? Anzi ragazza una perché Stefania Manca con l'organetto, parte insomma della famiglia Inuraghi, organettista, fisarmonicista, sempre molto vicino, oltre che studiosa di etnomusicologia, di quegli aspetti dell'antropologia che l'uomo usa per rapportarsi con i beni immateriali. Stefania Manca suonerà l'organetto insieme a Renato Cannas, un'altra delle anime, delle colonne dell'associazione Inuraghi. Con lui alla chitarra ci portano subito in uno dei patrimoni del ballo popolare del Campidano, basso in tresi, quindi una serie di movimenti, passi vibrati, micropassi stessi. E poi è interessante vedere come c'è questa dismotricità, cioè questo approccio al moto, al ballo in modo differente, il busto sempre rigido, la parte inferiore che vibra a seconda delle sonorità. Insomma, è un universo e noi ne vedremo soltanto un pezzo meraviglioso, quello del Subassi in Tresi, dal gruppo ragazze dell'associazione Inuraghi. E comincia così la festa, e quindi buona festa e buon festival a tutti voi.
È così che comincia la nostra festa, quindi io vi vorrei tenere ancora un secondo perché mi piace insomma far ammirare il vostro vestiario, mi piace che Roberto De Martis in regia, vedete, fa tutti i primi piani, così possiamo vedere insomma davvero anche questo aspetto, come dire, etnografico che riempie il piacere della vista nello sguardo dell'abbigliamento popolare. È il frutto di una ricerca continua che c'è all'interno dell'associazione per ritrovare tutte quelle cose che hanno segnato insomma il modo di vestire dal Settecento fino ai primi anni del secolo scorso. Beh, adesso ve ne potete andare però. Grazie, ciao. Ok. Grazie ragazzi. Grazie per Paolo, poi parleremo un po' dopo, eh? Non adesso, non adesso, no. Adesso va bene. C'è dopo praticamente 3 anni, e in prima fila io vedevo sempre un mio cugino invalido che si chiamava Gigi Picciao. Oggi non lo vediamo più perché è un mese che ci ha lasciato. Io vorrei dedicargli un applauso a Gigi. Grazie. Grazie per Paolo. Allora, abbiamo parlato di Europa, quella parte centro-orientale, una piccola repubblica, quella che è anche giovane, perché insomma dai primi anni 90, dal 93, che ha, come dire, vissuto la sua totale indipendenza. Ed è interessante la Repubblica Slovacca proprio perché nel corso del tempo, soprattutto nel XIX secolo, si afferma nel mondo della musica, soprattutto quella romantica, la musica colta, ma come dire, tutto condizionato anche da tutto quel patrimonio di musiche popolari che in quest'area dell'Europa, questa parte orientale, ha veramente dei grandi repertori e patrimoni. E insomma, con la Slovacchia, che è una formazione di giovanissimi, e tra l'altro è un gruppo che è presente qui in Sardegna, già ormai sta vivendo l'esperienza di come dire, accoglienza in questo luogo, ospitalità meglio, perché loro stanno vivendo a Fonni e da lì insomma partecipano a tutta una serie di reti di festival e di spettacoli organizzati proprio con la collaborazione del gruppo Inuraghi, che ha iniziato insomma questa relazione con loro. Citando Fonni mi piace anche citare UTA, l'associazione della Proloco, e il Festival Ballus, ma anche USAN. Insomma, in questo mondo, come dire, del festival internazionale c'è anche una bella collaborazione, una grande sinergia, e quindi è interessante e importante poter, come dire, condividere questi festival e quindi avere la possibilità di ospitarli un po' ovunque. Dicevo, la loro associazione, il Carpati, il gruppo folclorico che arriva proprio dalla capitale, da Bratislava, nasce alla fine degli anni 90, quindi annovera più di come dire, 50 partecipazioni internazionali. C'è un gruppo dedicato proprio al canto, uno alla musica, e poi ci sono molte ragazze e ragazzi che interpretano le varie danze. E proprio con quelle cominceranno per raccontarci un po' cosa succede nella vita comune di casa, anche con le attività di lavoro e di gioco, quando le donne insomma che lavorano, poi arrivano gli uomini e si esprimono nelle danze di corteggiamento e si creano tutte queste feste popolari piacevoli nell'ambito del, come dire, quasi domestico in prossimità della casa, ma anche nelle vere feste popolari che si organizzano subito dopo il lavoro, insomma, per celebrare quel momento insomma che stringe il rapporto nella comunità. A Bratislava in generale, nella Repubblica che è nostra ospite della Slovacchia, ci sono veramente grandi attenzioni verso questi aspetti, quindi con molto piacere sentiamo la parte musicale e di canto, le ragazze che cominceranno a lavorare, poi i ragazzi che arrivano, e poi vi anticipo solo che, visto che stanno vivendo qui in Sardegna, faranno anche un piccolo omaggio alla nostra terra, ma questo ve ne accorgerete dopo. Intanto, se avete un applauso bello, fatelo alla Slovacchia.
zpievala by hrubo. Hej, nebudem tu dlho. Hrdlo moje, hrdlo, hej, bodaj si zatvrdlo, že by negagalo. Hej, chlapcov nezvádzalo, že by negagalo. Hej, chlapcov nezvádzalo. Milý môj, ružička voňavá, keď tebe ja nevidím, celá som nezdravá. Keď tebe ja nevidím, celá som nezdravá. Posłuchaj, kochanie, powiem ci, co je mnie. Nie boli głowa ma twojego kochania. Swoich czasami niezawidnie znani. Gory minęło, dowody nie znani. Trwała noc, trwała, słuchaj, kobiś koni. Wiewreszki daleko, czarne dnie prechodzi. Służyła som motkacza, nieni tomu dawno. Chcela som sa naučiť, jak sa robí plátno. Jedna nožka sa vystrie a druhá sa strčí. Od stola sa roztiahne, čo noc sa tam strčí.
mi na vojnu, konička sedlajte. Zavrca mi dievča Na veľké kolo, že by si mi ešte frajerečku bolo. Že by si mi ešte frajerečku bolo.
furabo dare kelo su sole e sosistedos e formabo un mondo bellissimo pro poder dispersare cada bene un mondo bellissimo pro poder dispersare cada bene non posso riposare amore coro vende a Dio don si momento noi stesi in trisura prenda e oro nei dispiacere o pensamento t'assicuro che a te solo bravo catamo forte t'amo e t'amo un mondo bellissimo pro dispensare cada bene t'assicuro che a te solo bravo catamo forte t'amo e t'amo. Sardegna! A now, Slovako. Dalla viaje che mi zarčara von bi harky krutili ja bi maljovala Voda idze hurčaci šumne hrajú parkové nohudáci. A harčare dobrí chlapci hojaja, ráno stanú do roboty čuhaja. Voda idze hurčaci šumne hrajú parkové nohudáci. Janičku harčaru šumni harky točí, každý večeríčok hned do nás zaskočíš. Žihaj, každý
Ani to nie róża, co z niej nie targają, ani to nie lubość, co się nie boczkają. Róża trojaka, nie chcę ja pijaka, bo kolo pijaka bida się lijaka. Woda laborec, pytał mechdowiec, nie pójdu do tych Michalowiec. Nie chodź do nas, nie chodź, nie każą ci chodzić, nie mam dowolenia guce won wychodzić, nie mam dowolenia guce won wychodzić, nie mam dowolenia od ojca materi, by ja otwierala ni da komu dveri, by ja otwierala ni da komu dveri. Kotra dziewka do śpiewania najsze skoro nie oddawa, żeby bala weseliła, by się u niej matce szyła, żeby bala weseliła, by się u niej matce szyła. Kotra dziewka frajiroczka najsze natancuje coszka, a kotra frajira nie ma, ta choć jaki taniec zrila, a kotra frajira nie ma, ta choć jaki taniec zrila. A na górę utrzepa, przyszł do nas wirownasz, do birowa kunko, dobre biro nie zdechnu, do birowa kunko, dobre biro nie zdechnu. A na górę śnieg pada, a ja tomu nie rada, nie miara dalej letoczku, mi chodziła po pleczku, nie miara dalej letoczku, mi chodziła po pleczku, zielona trawa, jak frajira mała, za 2 roczki wojowali, ja za nim czekała. Ej, ja na Sztedra chłopca, wysoka dzwonica, ej, powiadają ludzie, że ja paradnica. Zielona trawa, jak frajira mała, za 2 roczki wojowali, ja za nim czekała. Zielona trawa, jak frajira mała, za 2 roczki wojowali, ja za nim czekała. Zielona trawa, jak frajira mała, za 2 roczki wojowali, ja za nim czekała. Zielona trawa, jak frajira mała, za 2 roczki wojowali, ja za nim czekała. Grazie, possiamo salutare con loro tutti i ragazzi, tutta la compagnia dell'ensemble folclorico di Carpati che proviene dalla Slovacchia. Grazie infinite, anche perché fanno parte di un progetto Erasmus, staranno ancora qui altri 10 giorni, insomma avranno occasione di imparare, spero, oltre a non poter riposare, qualche altro canto sardo, chi lo sa. È bello però vedere che una artista slovacca canta in sardo per fare un omaggio in questo show. Grazie, complimenti ancora, facciamo un bel applauso a lei, alla musicista, alla cantante e a tutto il gruppo. Allora con la Slovacchia noi andiamo subito, ve l'ho anticipato d'altronde nella presentazione iniziale, andiamo nelle Antille
francesi, questo piccolissimo arcipelago che conta 400.000 abitanti, e loro hanno quest'isola dove appunto, come vi dicevo, si parla il francese, ma hanno conservato, hanno custodito la lingua creola delle Antille. La loro storia è molto antica dal punto di vista anche musicale. Loro, prima ancora della scoperta di Cristoforo Colombo, la loro isola era considerata, si chiamava l'isola delle belle acque, praticamente era il nome che i Caribi avevano dato a Guadalupa, quindi si chiamava Caruquera. Poi con Cristoforo Colombo invece è stata ribattezzata Guadalupa proprio in omaggio al monastero di Nostra Signora di Guadalupe che si trova in Estremadura. Loro hanno proprio tutto un repertorio di danze e di sonorità, anzi le danze, l'insieme dei balli popolari che fanno parte del Guocà, oltre alla Beguina della Guadalupa, sono praticamente tutti balli all'interesse, sono sotto osservazione, sono iscritti nei beni immateriali dell'umanità dell'UNESCO, proprio perché rappresentano, come dire, tutti gli elementi della danza popolare della Guadalupe. Sono almeno 7 ritmi differenti, quelli che fanno parte, insomma, di questo collage di danze, di Guoca, che ogni danza ha una sua storia da raccontare, sia dal punto di vista musicale che nell'espressione del ballo. Raccontano i momenti di festa, di aggregazione, ma anche di tristezza, le evocazioni delle battaglie. Insomma, dentro il ballo c'è veramente tutta la vita e tutta la storia della Guadalupa, ma anche dal punto di vista musicale, perché dal 1978, quando nasce questa associazione, al suo interno c'è proprio un gruppo strumentale che, come vediamo, come vedrete, che ascolterete, ci sono tutta una serie di sezioni ritmiche di tamburi, tombaglier, che sono appunto la famiglia dei tamburi Ka, che sono tipici proprio della Guadalupa. Ma poi c'è il cha-cha, che è una sorta di maraca, ci sono tiwa, che è uno strumento che verrà percosso con tutta una serie di legni che battono sul bambù, e poi ancora in alcune occasioni utilizzano quello che noi chiamiamo sugorru marino, una grande conchiglia, e scandiscono con questa tutti i ritmi, i tempi e i passi del ballo popolare. Quindi ho detto, dentro questa famiglia di 7 danze ci sarà anche il Beguine, che rappresenta invece un altro aspetto, è la danza non quella dei neri, degli schiavi, del riscatto, ma è addirittura la danza della borghesia, sono gli abiti più eleganti. Quindi in questo quadro, in questo affresco meraviglioso, noi sentiremo dei suoni davvero coinvolgenti e straordinari, e in queste ritmiche diventeranno balli con tutti i momenti di festa, di vita, di aggregazione della Guadalupa. Quindi un grande applauso ai nostri ospiti. Oulélélélé, oulélé ala de la la, ouló, lélélélé, la de la de la la. Oulélélélé, oulélé ala de la la, oulélé la de la de la de la de la de la la. Oulélélélé, oulélé ala de la la, ouló, lélélé, la de la de la la. Oulélélélé, oulélé ala de la la, oulélé ala de la de la de la de la de la la. Aïe, oulélélélé, dans ouye, oulélé ala de la la, ouló, lélélélé, la de la de la la.
chaillé, chaillé, il bien chaillé. Des femmes la chaillé, chaillé ménage à moi. Des femmes la chaillé, chaillé, il bien chaillé. Tellement des femmes la chaillé, chaillé toi bois
moi, oh, si moi, moins gadoué. Si moi, moins gadoué. Si moi, oh, moins guépé, malabala. Si moi, oh, si moi, moins gadoué. Toutou, toutou, toutou. Toutou, toutou, toutou. Si moi, moins gadoué. Si moi, moins guépé, malabala. Si moi, oh, si moi, moins gadoué. Oh, misé nous en bord dans moi, gendarme à côté, police à droit d'aller, il s'est derrière le wall. Antio, si moi m'en gadoué, si moi m'en guébé, malabala. Si moi, moins gadoué.
Serafino, ouais Serafino, oui Serafino, ah ouais Serafino, aïe aïe aïe, moi comme moi, kaoulé, gardez moi kagané au sola, priez les répondeurs au sola, priez les cambouillés au sola, priez les bons danseurs au sola, Serafino, ouais Serafino, ouais Serafino, oui Serafino, ah ouais Serafino, aïe aïe aïe, alors comme moi, kaoulé, gardez moi kagané au sola, gardez moi kagané au wapso, priez les bons danseurs au sola, priez les cambouillés au sola, priez les bons chacha au sola. Serafino, ouais Serafino, criez Serafino, ouais Serafino, aïe aïe aïe, moi comme moi, kaoulé, gardez moi kagané au sola, criez les bons danseurs au sola, criez les musiciens au sola, criez tout le monde qui la wapso, criez tout le monde qui la wapso, criez la diète wapso.
Guadalupe ancora applausi belli per tutti i musicisti, per il gruppo di danzatori della Association des Jeunes de Saint-Félix della città di Gosier. Grazie ragazzi, grazie mille. Oh, adesso nel frattempo che cambiamo scena, palco, situazione, ospiti, voglio fare un attimo un po' di ringraziamenti, perché il comune di Sesto l'abbiamo ringraziato, ma la regione autonoma della Sardegna, la Pro 2000 Sesto, Catering più, SOS 2000 di Sesto, la compagnia Barracellare Sestese, ringraziamo Don Onofrio Serra, e poi vorrei ricordarvi che domani sera avremo il festival che da international diventa regionale, nel senso che andremo a scavare, ad indagare, ad ascoltare, vedere i gruppi della nostra isola, e dopodomani invece non più il ballo, ma ci concentriamo sui suoni, sui musicisti, sugli strumenti musicali che segnano, come dire, i ritmi e i tempi del ballo popolare in Sardegna. Quindi insomma questo sarà il quadro dei prossimi giorni. A proposito di ringraziamento, voglio ringraziare ancora tutto lo staff tecnico audio guidato da Iacheddu, da Giacomo Musiché, audio e luci. Grazie Roberto De Martis della Videogum per le riprese televisive, con Gianni Copez in regia, e poi Pippo, Daniele Vitiello, Massimo Pinna, Donatello sul palco. Insomma, grazie a tutto lo staff tecnico. E adesso, perché tra l'altro in TV, come vi ho detto, lo vedremo nei prossimi giorni sul canale 79. Sapete che abbiamo un canale televisivo tutto in lingua sarda, quindi poi monteremo soltanto i balli, insomma faremo una cosa molto carina su questo festival. Adesso andiamo nella Europa centro-orientale, andiamo in Romania, stiamo preparando un po' tutto per sentire i suoni che sono fortemente condizionati tra l'altro dalla vicinanza della penisola balcanica, quindi questi ritmi fortemente incalzanti che segnano anche, come dire, la difficoltà dell'esecuzione delle danze, la spettacolarità per quanto riguarda insomma il ballo interpretato dagli uomini. E devo dire che è interessante anche lo sviluppo musicale, perché ci sono proprio due filoni musicali che segnano e dividono proprio il paese, la Romania, fra Oriente e Occidente. Quindi ci sono delle influenze che arrivano insomma addirittura dagli elementi della musica bizantina. Sono insomma storie antiche che però nel corso del tempo si sono formate, hanno caratterizzato questo stilema musicale proprio tutto rumeno. La Romania poi dal punto di vista anche del ballo e della rappresentazione, perché questo gruppo, dovete sapere che fa un lavoro di ricerca molto molto importante, va a rappresentare con i suoni, con gli abiti, con i canti e con le danze tutte le grandi aree della Romania, diciamo le macro regioni, luoghi, come dire, dell'identità della Romania: Dobrugia, Moldavia, Valacchia e Transilvania. E stasera ci porteranno proprio lì in Transilvania con le loro danze. È un'associazione che tra l'altro nel nome ripropone questa corona montuosa di Apus Elinor, Cununa la chiamano loro, e vengono dalla città di Gilù. Il gruppo dall'83 insomma si preoccupa di fare questo lavoro di ricerca, di riproposizione, e stasera ci porteranno in Transilvania, anzi nella zona centrale della Transilvania, con il primo ballo, che è un ballo estremamente elegante, lento. Hanno ripreso proprio come dire, l'espressione etnocoreutica dagli anziani della Transilvania centrale, quindi è un ballo quasi privo di coreografie, ma è veramente molto simile a quello che vivono nella festa, o vivevano nella festa popolare. Poi ancora ci sarà un pezzo orchestrale che servirà per cambiare gli abiti, con melodie timbriche che con violino, sassofono e la tastiera, che ci riporta più che altro ai suoni dell'accordeon e della fisarmonica, ci propongono delle melodie insomma di tutto il paese della Romania. E poi Bistrizza, che è ancora una volta un ballo dell'area centrale, ma lì si mettono in evidenza insomma anche le abilità, virtuosismi, aspetto e forza atletica degli uomini, ma sempre l'eleganza insomma delle donne. Quindi sarà un piacere vivere questa occasione di ballo, di suoni e di danze con la Romania.
Romania, me lo fate ancora un applauso ai nostri amici della Romania. Grazie ragazzi, che hanno messo a dura prova il palco. Noi eravamo un po' preoccupati perché insomma qui la tavola è anche un po' saltata e insomma è sempre un po' difficile. Questi palcoscenici non sono esattamente collaudati per i gruppi internazionali che li vedono a dura prova. Quindi adesso vediamo se con Jacopo riusciamo a sistemare meglio la tavola, anche perché per il prossimo quadro avremo ugualmente insomma molta energia sul palco. Prima ancora però di questo quadro torneremo un po' nell'isola con quello che è insomma l'orgoglio della musica popolare della nostra terra, insomma il suono delle launeddas, questo strumento che ci riporta immediatamente ai suoni della, come dire, della madre proprio di tutte le sonorità dell'isola, con questi tre canne che formano insomma Tumbu, Mancosa, Saloba, con questi due calami, e poi ancora Sa Mancosedda. In tre riescono a emettere melodie, armonie, necessitano di quella tecnica del fiato continuo e poi ci portano insomma nel tempo indietro, perché ci fanno pensare alla cultura musicale della nostra isola. Quando pensiamo insomma alle launeddas pensiamo anche a quella iconografia così antica del bronzetto custodito al Museo Archeologico di Cagliari, che ci dà rassicurazioni su come già nell'VIII-VII secolo a.C. in Sardegna noi avevamo questa cultura musicale così sviluppata da utilizzare tre canne ad ancia semplice e battente per emettere le sonorità per i canti, per i suoni, per le danze popolari. Insomma, un patrimonio davvero molto molto profondo, e noi siamo orgogliosi di riascoltarli stasera con due musicisti che sono intanto due amici che si intendono perfettamente. In genere loro portano avanti il patrimonio dei balli con tutti i vari strumenti che insomma compongono le launeddas, perché sono una serie di strumenti veri e propri, e loro di questa serie hanno scelto Samediana Pippia, che suonerà Graziano Montigi, e poi Saviuda, che invece la suonerà Michele Deiana. Questi due come dire, suoni, questi due strumenti musicali delle launeddas a concordia appunto suoneranno il ballo, ma in una modalità non per l'esecuzione, non al servizio della comunità, ma come dire da concerto, quindi da seguire attentamente tutti, non solo i virtuosismi, le tecniche, ma anche proprio tutte le frasi complesse musicali che compongono insomma questo ballo. Quindi sarà piacevole ascoltarli insieme. Vedo che siccome tutto è pronto, gli strumenti musicali saranno perfettamente amplificati dai microfoni che hanno posto, quindi non mi rimane che augurarvi di ascoltare molto bene, con piacere, le launeddas di Michele Deiana e Graziano Montigi.
Beh, insomma, una intesa, un dialogo, una sintonia perfetta. Michele, Graziano, una gran bella cosa quella che ci hanno fatto ascoltare. Grazie, grazie e complimenti ancora. Graziano e Michele, Graziano Montigi e Michele Deiana. Allora, adesso qualcuno, devo dire, è andato via, ma sono rimasti in tanti, hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché adesso avranno modo di, come dire, conoscere meglio un gruppo che è in realtà una vera e propria istituzione. Io invito gli amici musicisti della Colombia ad accomodarsi sul palco. Dicevo un'istituzione perché è veramente un'associazione molto importante, l'Istituto Popolare di Cultura Colombia Folclorica. E loro, come dire, in questo luogo, questo sodalizio, si preoccupa naturalmente di salvaguardare, quindi di trasferire la conoscenza di tutto quello che è il folklore della Colombia, ma vanno anche oltre per l'insegnamento della musica più in generale. Quindi è una istituzione molto importante quella che avremo, insomma, ospite all'International Folk Fest, e che arriva appunto da Santiago de Cali. E qui il discorso sulla Colombia si fa molto interessante sotto entrambi gli aspetti, quello legato alla musica, perché c'è proprio una struttura musicale, un ensemble musicale fatta di sezioni percussive, ritmiche, ma anche di fiati, di ottoni, di legni, insomma una struttura davvero complessa, un gruppo, un ensemble complesso che riporta proprio tutte quelle sonorità che la Colombia in questi anni ha ben elaborato, partendo da quelle sonorità e quelle influenze che hanno caratterizzato l'inizio della musica in Colombia, con le culture native e indigene. Poi pian piano, come dire, ha cominciato la sua contaminazione, prima con le influenze europee, spagnole, poi ancora moderne, americane. Insomma, veramente uno stato di elaborazione costante che ha portato a far conoscere nel mondo, insomma, lo stilema musicale colombiano, insieme alle musiche anche le danze. Credo che sia uno dei paesi che ha una particolare predilizione per le danze, ma anche una relazione molto molto importante. Tant'è vero che se pensiamo alle danze presenti in Colombia, diciamo che veramente è un universo, forse uno dei paesi del Sud America che ha una maggiore ricchezza. Io penso alla cumbia, al porro, al bambuco. Ieri hanno proposto tutta una serie di bambucos che ci portano tra l'altro nell'area andina della Colombia, ma poi chapeta, joropo, la salsa, ciò che insomma bellereng, tante danze. Noi stasera andremo a vedere una cosa molto rara per i festival internazionali, perché hanno scelto di andare nel Pacifico del Nord, uno dei confini dove si affaccia la Colombia, la costa chocoana, quindi il choco, ed è uno di quelle danze anche in questo caso che, partendo insomma dalla cultura indigena, ha cominciato ad avere tutta una serie di influenze anche europee, e racconta una sorta di allegoria che si sviluppa insomma nelle danze colombiane, particolarmente elegante, devo dire, questa danza, ma mette sempre in evidenza il ritmo straordinario relativo appunto alla sezione ritmica dei tamburi. Quindi questo è un po' il quadro che noi avremo modo e piacere di vivere con questa associazione dell'Istituto Popolare di Cultura Folclorica della Colombia di Santiago. E quindi, siccome mi pare che tutto praticamente sia pronto, perché come sempre la squadra tecnica ci porta immediatamente insomma ad allestire i cambi palco in pochi secondi, anche gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze, danzatori e danzatrici sono pronti, per cui veramente il piacere di entrare dentro l'Istituto Popolare di Cultura Colombia Folclorica da Santiago, e quindi suoni e danze della Colombia.
Evviva Colombia! Bene, che bello ascoltare la loro musica, è un piacere per le orecchie, ma è anche come dire, un'azione terapeutica perché veramente ti dà un'energia, proprio riossigena il sangue. È una musica che fa danzare anche gli alberi, anche le pietre, è straordinario, veramente una bellezza aver ascoltato stasera e aver visto anche i balli che ci hanno proposto questa sera. Quindi grazie a tutti, amministrazione comunale, Regione Autonoma della Sardegna, tutti gli sponsor, tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto, a tutta la squadra tecnica, audio, video e luci che ha lavorato per noi, anzi per voi stasera, e a nome dell'Associazione Culturale Folclorica Inuraghi che insomma porta appresso questo pesante fardello ma piacevole dell'organizzazione, grazie, buonanotte, ciao.